Dal 1720 il Caffè Florian di Venezia, il più antico locale ancora in attività del mondo, ha chiuso solo per motivi di causa maggiore. Dopo 302 anni chiude per la prima volta in segno di protesta, perché il palco nel quale si svolgono le cerimonie di consegna di laurea degli studenti di Ca' Foscari sorge praticamente davanti al locale. Eccolo il palcoscenico che ha acceso le polemiche in Piazza San Marco, una grossa struttura che servirà non solo per le cerimonie di laurea di circa 800 studenti di Ca' Foscari, ma anche per la cerimonia di solenne giuramento di circa 170 cadetti dell'Accademia Navale Morosini alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che avverrà sabato. Il problema non è solo la dimensione e l'ubicazione del palco, che generalmente viene montato davanti all'ala napoleonica della piazza, ma anche l'estremo ritardo con cui questo è stato comunicato al locale, 3 giorni prima che iniziasse l'allestimento della struttura. E infatti è da qui che è nata la serrata. Rendeteci edotti il prima possibile per far sì che questo tipo di eventi siano il meno invasivi possibile e si riesca insieme a costruire questi eventi nell'interesse di tutto e di tutti. Vicino al Florian, il caffè Aurora ha deciso di rimanere aperto, seppur in piena solidarietà coi colleghi. Le motivazioni del Caffè Florian di chiudere sono assolutamente legittime, perché dopo 2 anni di Covid adesso ci fanno i lavori, il palco che di solito era fronte Caffè Museo Correr adesso è qui davanti a noi, diciamo che il comune non ci ha aiutato. Nel frattempo, davanti alle vetrine chiuse del Florian, una coppia di amiche si scatta un selfie. Per fatalità siamo venuti apposta, ma è chiuso. Peccato. Sarà per la prossima volta. La prossima volta sì, ci verremo. Nonostante il ritorno dei turisti, diverse serrande delle piazze rimangono chiuse. Troppo forte la crisi degli ultimi anni. E un luogo come il Florian non è solo un locale storico, è un'azienda con quasi un centinaio di dipendenti e un bilancio importante da rispettare. Senz'altro c'è un danno economico in giornate in cui vengono organizzate questo tipo di eventi. E dispiace che appunto vengano dopo 2 anni di pandemia e dopo l'Acqua Grande del 2019, quando sappiamo che ad esempio tutti i rimborsi per i danni dell'Acqua Grande sopra i 20.000 euro non sono ancora arrivati.